la lampo verde sfrecciardita. Lo step cortese, rumore acceso, tra giochi e visioni il dibattito esteso. L'acquario, microfono, stile elevato, abbiamo scolinato il pubblico è gasato. Lo step cortese, rumore acceso, tra giochi e visioni il dibattito esteso. Dall'armadio al microfono, stile elevato, abbiamo scollinato il pubblico è gasato. E buon pomeriggio a tutti quanti in questo mercoledì di febbraio. Siamo live e passo subito in rassegna quei saluti. Innanzitutto do un bacio ai nostri bot che fanno un sacco di lotta contro gli spam dalla mattina alla sera. Ciao Alino, ciao Bax, ciao Nick Nitro, grazie per l'abbonamento. Ciao Okrampai, grazie per l'abbonamento. Ciao Francesco, ciao Giacomo, ciao VTwitch, ciao Zunzala. Ciao Yasha, ciao Sublimius. Zunzala ha visto 5 trasmissioni consecutive. Bravo Zunzala. Ciao Blu, ciao Valentina, ciao Drake, ciao Filo. Filo, grazie per l'abbonamento. 14 mesi con noi. Sì, è sempre molto bella. Poi fra un po' dovremo fare quella della stagione nuova, se no. Allora, ben trovati tutti quanti. Come state? State bene? Siete qui per le novità? Ciao Fede, grazie per l'abbonamento. Non cominciamo a fare battute su Nova Era, vi prego. Siamo pronti coi furgoni, Giacomo. Siamo pronti coi furgoni. Marketing e comunicazione oggi erano in giro per l'azienda a fare i filmini, come si diceva negli anni 90. Facevano i filmini. Non so bene, poi vedrete cose. Io non so più niente. Io ormai passo la mia vita su bilanci e conti. È una rottura di palle. Ho perso tutto il calore, gente. Ho perso tutto il calore. Buongiorno, Sasha. Grazie Mario per Brasil Imperial Monte Divertente. Prego, prego. Francesco, vi vorrei dare delle notizie di Nova Era, ma io non so niente di Nova Era. Non so niente. Non so niente, quindi non vi posso dire niente. Quando saprò, se saprò, vi dirò chi sarà il publisher di Nova Era. Non lo so. Purtroppo non lo so. Ma voi che mi dite? Che fate? Che si fa a marzo? Ma io ho detto, mi trovate a febbraio non mi dite nulla. È marzo, è febbraio, Mario, ho bisogno di ferie. Ho bisogno di ferie. Io non incrocio mai niente, lo giuro. È marzo, ma che febbraio? È metà marzo, mamma come sto? Mamma come sto? Sono veramente devastato. Io ferie appena fatte. Io adesso pausa pranzo. Marzo si chiude il Q1, quindi stress. Sì, una roba... Siamo già in chiusura di Q1, già, hai ragione. Sono sfasato, come nei film sento l'audio non in sincrono con il labiale. Ma come ora? Sono sfasato ora, chiudi e riapri l'app. Le tue sono parole di balena. Ma state giocando parole di balena, maledetti? Maledetti! Dobbiamo farlo diventare un oggetto cult nell'industria del gioco da tavolo. Basta What Do You Meme. Più parola di balena, più soldi ad aziende italiane. Allora, che dobbiamo parlare oggi? Hype Train in arrivo. Oh, non vi abbonate ora, eh? Sia mai che facciamo l'Hype Train e poi devo urlare. Sia mai che ti faccio l'Hype Train e poi devo urlare, sono stanco. Non vi abbonate, vi prego. No, non è psicologia inversa, non vi abbonate. Sono veramente stanco, ragazzi. Oggi faremo una live, ciao Daddo. Faremo una live dove io sto così, voi parlate, io vi leggo così, in cosiness, i vostri commenti. Ciao Lux. Ciao Thomas, DDCon, Ludovica, se sei online, dici della DDCon. Ora dovete chiedere a Ludovica, non dovete chiedere a me. Ci sta lavorando lei. È lì con preventivi, Excel, poi gli spianta il computer, un casino. Sembra facile fare le aziende. È un macello. Comunque belli video di marketing che girano sul canale. Grazie Giacomo, grazie. Rigiro i complimenti a Silvia, Rebecca, Lidia, tutto il team che ci sta dietro, ovviamente alle nostre grandissime attrici professioniste che si prestano per il set. Spoiler, Filo, arrivi spoiler, ma io, cioè, mi sento usato da voi. Mi cercate solo per gli spoiler e poi mi abbandonate. Non ve lo faccio lo spoiler oggi. Ah, guarda un po'.
Flipped live, tu fermo a content... Bravo, e vuoi animare? Facciamo una flipped live, Rux. Di Con. Allora, se è una flipped live, ragazzi, ma la DDCon allora? Allora, DDCon? Dov'è la DDCon? Dov'è la mia DDCon? Tirate fuori la DDCon. Bax, il customer care D&D è inarrivabile rispetto agli altri complimenti. Giriamo i complimenti alla nostra bravissima Sonia. Ma non era alle 13? Non sono le 13? Ah, le 13 è DDCon, capitano. Noi si vuole, grazie Francesco, dall'Arna ad Arnak il passo è breve. Convincimi a prendere Arnak con le offerte di primavera. È sbagliato non prenderlo Arnak, dovrebbe bastarti questo. Cioè, uno di quei giochi che ormai è, si può dire, un classico. È diventato un classico in pochissimo tempo. Questo lo dico oggettivamente. Un gioco di Cranio Creation, non è un gioco Gaton Games. Ciao Trex. Diciamo che è uno di quei giochi che sorprendentemente riesce a fare numeri incredibili, vendite incredibili in un lasso di tempo relativamente breve e che lo attestano fra i migliori assoluti del loro genere, non tanto per la correlazione vendite-qualità, che ovviamente non è strettamente necessaria, ma perché oggettivamente ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono un gioco giocabile, fruibile, rintavolabile, che funziona bene, che non arruggine, che scorre. Questi sono elementi essenziali, cioè la qualità passa da tanti aspetti soggettivi, ovviamente. La qualità è un fenomeno soggettivo. Ci possiamo girare intorno, c'è chi ti dice no, ci sono degli elementi oggettivi, ma insomma, vorrei vedere. Però all'interno della soggettività ci sono delle caratteristiche che rendono un gioco che ha le potenzialità di essere un hit, e quando è un hit spesso è un gioco che può avere senso avere in collezione perché ti offre proprio quelle caratteristiche, quell'affidabilità ludica, cioè l'idea del comunque vada, lo intavolo e so che passerò un buon tempo insieme a quel gioco. Proverò soddisfazione, proverò dinamismo, proverò belle meccaniche, proverò comunque un appagamento nell'esperienza che sto esperendo. Quindi Arnak io ve lo consiglio a mani basse, poi in offerta neanche a pensarci. Ciao Enokai, ben arrivato. Comunque buongiorno a tutti, capitano. Allora, intanto buongiorno, intanto si saluta, poi si fanno le domande. A me piace il fatto che mette d'accordo una buona parte di esperti e meno esperti, ma perché quando un gioco funziona bene, cioè confezionato bene, fa tutto quello che deve fare, fa esattamente quello che dici te. Ciao Lancio, benvenuto. Ma questo, guardate, era anche un po' il tema della puntata di oggi, cioè, ma alla fine, no? Ma voi quali giochi della vostra collezione giocate con estrema continuità? Cioè, quali sono quei giochi che potete dire, vabbè, ma io, che ne so, se gioco 10 volte l'anno, almeno 3-4 volte gioco a quello. Ora, esagero, 10 volte l'anno, spero giochiate di più. Perché questo è un punto interessante anche sulla scelta dei cataloghi da parte nostra come editore, ma anche poi da Bossa per la selezione dei prodotti, ecco. Ecco, vedi, Puerto Rico di Asha è sicuramente uno di quei giochi che fa tutto bene. Poi ci possono essere delle strategie un po' più forti di altri, può essere stato superato in alcune cose da giochi più recenti, però è talmente ben rifinito come prodotto che quando hai un Puerto Rico in collezione hai un investimento sicuro, cioè è un prodotto che sei tranquilla di mettere al tavolo e di giocare con estrema serenità. Perché non è banale, cioè molto spesso uno dei temi caldi con cui discutiamo ad esempio con Christian, che col team di produzione, con altri publisher, è un po' il bisogno di trovare una motivazione solida per il cliente per acquistare un gioco X o Y. E questa motivazione solida spesso sfocia facilmente in digressioni sull'originalità, sul twist, sull'innovazione, su qualcosa di interessante che diversifichi, innovi, ammoderni un determinato genere, un determinato sistema, ma
più passa il tempo, più sono convinto che tanto di un successo di un gioco passi dalla sua facilità di esperibilità, cioè il fatto che siamo certi e sicuri che il giocatore effettivamente poi lo andrà a intavolare con frequenza. Perché se io vi faccio un gioco, non mi viene il termine in italiano, captiving, accattivante, comunque che vi cattura l'idea e riesco a vendervelo in fase marketing, poi magari lo comprate, siete contenti, lo provate, i materiali sono bellissimi, il gioco è effettivamente intrigante, però poi c'è qualcosa che magari non lo rende così facile da riapparecchiare, non lo rende, comincia a dire, sai, bello però ora con questo gruppo, bello però ci vuole troppo tempo, bello ma il setup, bello. Quando comincia ad esserci un bello ma, che cosa succede? Che il gioco sta a scaffale e stando a scaffale non viene visto da altri potenziali giocatori. E quindi poi crolla, perde completamente di interesse, si perde il chit chatting e diventa quel gioco che non avete il coraggio di vendere perché tutto sommato vi piace, ma al tempo stesso non avete mai occasione e possibilità di metterlo in tavola. Ad esempio, io adoro Mage Knight e Clash of Cultures, sono due fra i miei giochi preferiti, ci gioco se va bene una volta l'anno, per n milioni di motivi. Paradossalmente gioco più a Twilight Imperium. Forest Shuffle and Harmonies perché la moglie non vuole giocare ad altro. Lato mio, dice Trex, di solito i giochi che riescono a portare avanti anche i bimbi, ad esempio qualcosa di Unstable Games. Krillioz, Terraforming Mars in associazione, Maiale al Galoppo con le figliole grande. Maiale al Galoppo grande. Capitano Nemo, giochi di carte veloci da intavolare che riesce a fare anche la sera in settimana con i figli, intrighi a corte, oppure i minicar games. Luca, un 50% di giochi la serda. Minchia Luca, 50% di giochi la serda, bravo. Vuol dire che giochi tanto. Valentina, un Ticket to Ride si risfodera sempre volentieri. Nokai concorda con Capitano. Bax, con un gruppo Eclipse e Second Down for the Galaxy, grande, Eclipse è un altro dei miei giochi preferiti. Krillioz associazione si va a fittonate che durano circa 6 mesi, è normale. Trex, per quanto riguarda invece me personalmente, effettivamente ne prendo così tanti che vanno a rotazione in base all'uscita e raramente li vado a recuperare più di 2 o 3 volte l'anno. Questo è effettivamente un problema. Fabio, i party games, Piggy Piggy, Lama, Barbecue, Flea 7, pile di giochi un po' più strutturati, Coffee Rush, Landmark, Castle Combo. Ciao Cat. La domanda è quali sono i giochi che giochi con più frequenza? Con altri giochi tipo Everdell, niente Matteo, ancora nulla, parlavamo dei giochi che giocate con più frequenza. Bax dice giochi più semplici tipo Harmonies. Filo, io in associazione solitamente porto ogni settimana un gioco nuovo col gruppetto solito. Alcuni vengono poi riproposti, quelli che usiamo più frequentemente sono giochi semplici da spiegare, intrighi a corte, Rebel Princess, party game vari, eccetera. Io adoro i vostri ultimi, dice Francesco, Castle Combo e intrighi a corte. A proposito di intrighi a corte, è ritornato, quindi per chi non lo avesse preso, la ristampa è di nuovo in magazzino, quindi potete ordinarla, vi arriverà in settimana se preordinate su Dungeon Dice, altrimenti da questa settimana e dalla prossima settimana la trovate in tutti i negozi, in tutti i migliori e-commerce italiani. Sasha, ultimamente Clan di Scozia ha battuto tutto, intavolo sempre quello in qualunque modo, passando agli altri normalmente dipende dalla giornata e dalla stanchezza, passiamo da Hegemony a file party game fisiologico. Grazie per Clan di Scozia per l'endorsement, Clan di Scozia è un gioco della Madonna nel suo genere, nei fillerini di maggioranza e pusher luck, lo consiglio a tutti, sono l'host che consiglia il suo vino schifosamente di parte, ma vi assicuro che Clan di Scozia è uno di quei giochi che se lo mettete in collezione lo giocate sempre, ovviamente filler. Itamanti, grazie per l'abbonamento. Sublimius ci dice Match, Zenith, Faraway, Etherstone, ruota nell'ultimo periodo. Beh sì, diciamo che ci sono anche altri aspetti da considerare. Detto io prima che GOG, Silvia, che GOG sta facendo bambassa di super giochi, maledetti vi sia. Vedrai che vi si tira fuori quest'anno. Vedrai. Che stiamo firmando, ma più o meno lo stesso per me. I riproposti sono le Havre agricole, Pusher Luck come Diamond per la corona e i filler da fine serata come Scout, giusto.
Provate a pensare invece l'opposto, cioè quali sono quei giochi che vorreste tanto giocare, che quelli che vi dicevo prima, no? Che li avete comprati perché convinti della bontà del gioco, ma alla fine non riuscite mai a intavolare, e soprattutto perché? Ditemene uno a testa. Io vi dico il mio guilty pleasure, vi ho detto Clash of Cultures e Mage Knight, ma ce n'è ancora uno più raro, che mannaggia, devo fare una confessione atroce, vergognosa, verrò bullizzato da tutti i veri gamer. Ho una delle copie a tiratura limitata riedita nel 2014-15 da Pegasus Spiele di Mega Civilization, crate in legno, quella gigantesca piena di roba che non ho mai giocato. Mi vergogno. Mi vergogno. Cioè, è uno dei giochi del passato, ovviamente rugginoso, superato, problematico per tanti aspetti, però più intensi. Siamo ai livelli, diciamo, di appunto di Twilight Imperium, ma anche di un Diplomacy, di intensità assoluta, di dinamiche al tavolo, e non riesco mai a giocarlo. È lì che mi guarda e mi dice: mi hai comprato per tenermi su uno scaffale, piccolo bastardo? Mi vuoi tenere qui per sempre? E mi viene da piangere, mi viene da piangere, vi giuro, perché poi io non ho, cioè sono atipico, perché nell'industria dove lavoriamo quasi tutti i miei colleghi sono anche parecchio collezionisti, hanno tanti giochi a casa. Io sono abbastanza collezionista, ma tengo circa 250-300 giochi in tutto a rotazione, e via via ne faccio uscire qualcuno che non mi piace, però ho i gioielli della corona, che quelli non si toccano, e quello è uno dei gioielli della corona, e disastro. Cat dice: purtroppo al momento dobbiamo combattere con la poca voglia di dormire dei bimbi, quindi andiamo di giochi per bimbi o giochi di vario peso, che però rientrano in una tempistica che non superi l'ora. Lo capisco. Enokai, nessuna nova errata e nessuna novella. TTA mai abbastanza. True the Aegis dice: Sublime, sono d'accordo, però TTA riesco a giocarlo almeno 3-4 volte l'anno. Ho giocato anche la versione app digitale, non è male, effettivamente piuttosto sfidante. Rux, Glenmore è il mio gioco preferito in assoluto, riesco solo una volta l'anno, al mio compleanno, da accordo verbale con mia moglie. Fabio, Glenmore, arriva Glenmore. Tocca organizzare Mario, Luigi, tocca fare tante cose, non c'è mai il tempo. Ma perché il tempo diventa questa risorsa che si consuma, che evapora? È come la scena del lupo di Wall Street, fugace, polvere di stelle, non esiste, non è reale. Black Rose Wars, lungo da spiegare. Sì, poi Black Rose Wars è macchinoso, ragazzi, macchinoso. Comunque capisco, Luca. Mi piace tanto il concept di Black Rose Wars, però... Filo, io ho preso Village Big Box, ma non riesco mai a intavolarlo. Lo desideravo, poi non ho voglia di leggere le regole. Ma Filo, ti do una buona notizia: le regole di Village sono semplicissime. Ci stai veramente poco. È un gioco, se non metti subito tutte le espansioni, è un gioco super semplice. Molto profondo. Ricordiamoci che è stato uno, se non il primo dei giochi a introdurre la meccanica della morte dei meeple, quella cosiddetta Action Reduction. E Action Capability Reduction, se no poi mi fanno la punta al cazzo. Però bello, Village Big Box bello. Chi non l'ha preso quando l'ho consigliato, mi dispiace per voi. Il mio Lewis and Clark ha il tuo guilty pleasure. Lewis and Clark soffre un po' di lunghezza, effettivamente. Gioco Shackleton Base, mi sono innamorato, ma a parte un po' di partite stavo in difficoltà a riproporlo, mannaggia. Ma come mai, Giacomo? Come mai? Datemi anche la motivazione, perché è lungo setup, perché il gruppo non ci vuole giocare. Bugs, Whitechapel, purtroppo lo gioco veramente poco, solo 2 volte a quando l'ho. No, Whitechapel è bellissimo. Lettera Whitechapel è uno dei miei... è stato il motivo per cui ho voluto Gorio. È stato uno dei miei giochi preferiti quando ho creato l'associazione ludica a Lucca. Lo intavolavamo veramente tutti i mercoledì sera quando ci trovavamo. Adoro veramente. Nova Etas, che ha un manuale delle istruzioni che pare un'enciclopedia. Io ho una memoria di un pesce rosso, sì. Nova Etas, sì. Io comincio un pochino a mal soffrire questi giochi che, per essere percepiti belli per i gamer, devono mettere 1 miliardo di regole. Cazzo. Sarà che invecchio, sarà che il tempo è sempre meno e la stanchezza è sempre di più, però si possono fare bei giochi con dei regolamenti un po' più eleganti, un po' più moderni. Cioè,
Bello Ghost and Goblins, del videogioco. Silvia, so che ora sto per ucciderti. Però ogni tanto quando c'è un gioco un pochino più semplificato e non è così macchinoso... grazie. Cioè io sono stato un grande adopter di Elden Ring, quando tutti dicevano no, è molto meglio Dark Souls 3, perché in Dark Souls 3 si vede il vero Git Good, si vede il vero giocatore. Sì, però che bello avere il cavallo, l'hub, non doverti rompere il cazzo ogni volta a rifare backtracking a tutti i costi, cioè il mondo va avanti, bello andare a cavallo, però il sedile riscaldato della macchina, tanta roba. I tamanti, io i castelli da Borgogna lo intavolo spesso per quello che non riesco a intavolare a match, da moglie non piace molto e agli amici è difficile farlo giocare come tipo di gioco. Strano, perché di solito a match è quel gioco che più o meno accontenta facile. Qual è quello che piace agli amici, tamanti? Valentina, tutti quelli che durano sulle 2 ore o più o su una scatola d'anni, Terra Mistica mai giocato. No, Vale! Cosa mi stai... Vale! No! No! Sbagliato, Vale. Terra Mistica va giocato. Ora, sabato, guardami, sabato ti prendi un paio d'orette, 3 per leggerti regolarmente il setup, giochi a Terra Mistica. Cioè, devi giocare a Terra Mistica. Mi raccomando, Se c'hai lavoro, fammi... Mario ha detto che devo giocare a Terra Mistica, non mi rompete le palle. Ciao Marco, ciao! Trex, Townsfolk Tussle, preso spendendo anche non poco e alla fine non ho mai avuto tempo di giocarci con nessuno. Sai che non lo conosco? Ora me lo vado a vedere. Andiamo a vedere questo gioco di Trex, questa perla rara di Trex. Che roba è? Metto in browser così vedete. Allora. 2022. Ma cos'è? Un Battle Royale? Cos'è? Battle Arena? Che gioco è? Un co-op boss battle. Ah, bello. Complexity rating cosa danno? Un 2,59, dai. Peso medio. Ma sai che interessante. Le mine come sono dal vivo? Catchy. Catchy, incuriosisce. Curioso Trex, mi informerò. Mi piacciono molto i battle boss. Boss battle. Oggi inverto tutte le parole. Sono stato mezz'ora con un Venture Capital a dire Capital Venture. Quando mi piglia il dislessismo è un dramma. Daddo, io non sono ancora riuscito a giocare con lì. Scusate, ciao. Vado. Ma come non sei ancora riuscito a giocare con Limit? Come osi? Daddo! Cioè, voi volete venire a... Fatemi capire una cosa. Voi volete la DD Con? Quella è una giocata a Terra Mistica, quella è una giocata al Limit. Oh! Vale! Voi volete che io muoro? Cioè, mi avete ucciso. Buongiorno Albe, mi hanno ucciso. Non ci sarò per i prossimi appuntamenti. La longevità dei giochi è un fugazi. Fugace. Io divento matto, ma il mio gruppo non ci si trova con Lewis. Lo voglio riprovare. Ti consiglio, Francesco, per Lewis and Clark, di provare a farti un paio di spiegazioni a vuoto delle regole, perché spesso l'ho visto spiegato in modo macchinoso. È molto più semplice di come di solito viene spiegato. Facci caso, perché non è banale spiegare Lewis and Clark. Per Shackleton sospetto perché è molto freddo al tavolo e poco accattivante. Può essere un rischio, Giacomo. Però i giochi dell'universo di BRV sono tanta roba, soprattutto per videogiocatori e giocatori di ruolo. Lo capisco, Silvia, però, cioè,
perché ti piace la lore. Se poi meccanicamente è un pacciugo di roba. Da 3 weekend ci stiamo dedicando ad Arnak, ripasso base, stiamo aggiungendo tutte le espansioni. Che goduria, brava Vale, brava. Arnak nel mio carrello in questo momento, ecco bene, ora clicca sul pulsante verde, completa ordine, vai giù, paga e godi. Ah, prego. Dedege, non sono ancora riuscito ad intavolare Vast perché è una spiegazione assurda, riesco a giocare spesso a Cthulhu Death May Die, Hive e Race for the Galaxy. Vast è un gioco che io non ho capito. Chiedo scusa ai ragazzi di MS Edizioni, chiedo scusa all'Eder Games, chiedo scusa alla madre di John, alla madre di Mattias, alla madre di non lo so, come in Blair Witch Project. Se volete mi inquadrate qui con l'occhio che piange, ma io Vast, tutto sto successo che ebbe all'epoca, non l'ho capito. Boh. Silvia, io True the Aegis mai giocato, neanche mai letto le regole, aspetto, ma Silvia, ma che mostri del Void siete fra tutti, eh? A me talvolta mi piacerebbe rigiocare con uno dei primi giochi che ho comprato, Clank, ma mia figlia e mia moglie dicono che è troppo complicato e che non gli piace. Falla iniziare a giocare con Alpaca, Thomas, e poi passa a Clank. Prova. Ah, io di Perla Rara, che ho intavolato su 3 volte, ho Thunders of Gloomhaven. Peccato, mi spiace, Filo. Ok, dottor Mario Cortese, mi faccia una prescrizione firmata a presentare ai familiari. Va bene, te la mando. Ora la faccio fare al marketing e ve la mando. Con lo sguardo così, metto il camice. Così mi becco anche una denuncia per abuso di professione medica. C'è chi ha zoomato sulla schermata di Mario per captare spoiler e chi mente. Secondo voi, quella faina di Lidia mi lascia gli spoiler qui dietro? Si sono liberati diversi posti alla DDCon. Ho bannato un po' di gente preventivamente. Le chat sono registrate per gli inviti alla DDCon. Fabio, facciamo come gli Stati Uniti, ricontrolliamo le chat prima dell'ingresso. Capitano, limit Game of the Year 2026. Yeah, baby. A posto, ho fatto scappare Mario e l'ho anche preordinato, ce l'ho dal day one. Non ha importanza, Daddo. Non giocare al limit è un errore che dovrebbe essere punito con la pena capitale. È crimine contro l'umanità non giocare al limit. Anche Colt Express mi piace tanto, super divertente, gioiellino Colt Express. Filoset, io prima ho postato su Telegram che mi manca... Cioè, ma voi... Allora, da una parte sono lusingato perché comprate sulla fiducia quello che vi dico di comprare. Dall'altra mi fate girare le palle, perché io cioè, ci facciamo un culo così per portarvi dei giochi fighissimi e poi non li giocate. Ma santi numi. Grande Giove, non Christian in questo caso. Io ho recuperato molto tardi Foxy. Però ho recuperato con interesse e ho già cambiato i pennarelli. Dottor Mario. Cheat. Le case della follia, ho provato a intavolare un paio di volte, ma poi mi hanno sempre fatto abbandonare. Com'è possibile, Serena? Quali giochi? La prima o seconda edizione? Di solito è un gioco che cattura tantissimo Case della follia. Io compro quando ci dà la data della DDCon. Chiedila a Ludovica. Ludo, la data della DDCon, forza! Vedi come se la coniglia è nascosta che segue, ma zitta! Di Colt Express attendo la Complete Edition. Se poi la portate voi su DD avete comprato da altri store. Vediamo. Devi essere solo contento che compriamo tutto quello che dici senza chiedere niente. Ma io sono contento, Silvia, però cioè, capisci anche che lo facciamo per il denaro, ma lo facciamo anche per l'arte. Lo facciamo anche per produrre delle cose che riteniamo almeno un valore ludico. Se no, se volevo fare soldi rimaniamo in banca. Ludovica è in realtà un bot AI. E Mario ci dà la data della DDCon se compriamo. Boom! Sasha, mic drop. Filo, ho visto il tuo messaggio su Village. Con molto coraggio sono riuscito a intavolarlo per discorso e ti devo dire, tralasciando il reparto grafico, è un gioco che scorre bene. Le regole non sono così complesse, esatto. Vabbè, il reparto grafico anche lì è soggettivo. Anche a me piaceva un po' di più la prima edizione. Però la Big Box c'ha tutto, il prezzo era competitivissimo e a livello meccanico e dinamico è un bellissimo piazzamento lavoratori. Cioè, rientra un po' nei grandi classici. Ho già provato a farla giocare ad Alpaca, la prima volta mi hanno detto che era un casino, poi per fortuna qualche partita siamo riusciti a farla, a me piace molto. Insisti un pochino e i deck building vanno manovrati, maneggiati.
Ah, ma allora non sono l'unico che ha un bancale ancora da intavolare. Ma va, ma siamo tutti così. Ma anch'io sono così. E lo faccio di lavoro. Sì, insisti, Filo. Vai che con Village vi divertite un botto. E non è una sudata imparare il regolamento. E poi altro gioco che ho sullo scaffale a vergogna io. Fatemi pensare. Che vorrei intavolare ma non intavolo. Ci vorrebbe il mio scaffale a vergogna qua. Ah, ce l'ho. Questo non si trova più. L'era di Conan della Ares Games. Mamma, quanto erano belli gli anni in cui la Fantasy Flight faceva queste Monster Box, questi giochi rigni di significato, di dinamiche, di interazione al tavolo, di colpi di scena, e le aziende di tutto il mondo gli andavano dietro creando appunto giochi tipo l'era di Conan e Hyperborea e tanti altri. Ora non si fanno più queste cose perché ora bisogna fare tutto ottimizzato, deve costare esattamente è così difficile. Kickstarter ci ha fottuti. Ve lo dico. Ve lo dico che ci ha purtroppo fottuti. L'era di Conan. 3 giochi che ho comprato da tempo ma ancora non tavolato. C'è Michael. Non trovo mai persone che vogliono approcciarlo con me, anche se ha la modalità di giocatore singolo, sapendo che la reggio sarebbe praticamente nulla nel breve tempo. Mi freno sempre. La rigiocabilità sì, è molto bassa. Ti consiglio di giocarlo una volta col gruppo giusto e poi una bella esperienza comunque. Tra l'altro, nota, io lo vidi in prototipo a una con di giochi sul nostro tavolo a Genova e lo vidi quando era ancora un prototipo e avrei voluto pubblicarlo io, però non me l'hanno fatto pubblicare, sono stati cattivi. Vabbè, eravamo un'altra azienda. Daddo, con la situazione Ludonaut è quasi impossibile. Ciao Nick, un bacione, il nostro cavaliere errante contro Vinted. Filo è piaciuto White Castle. Io Seven Wonders Architect sullo scaffale la vergogna, capisco. Io Nemesis mi fa paura. No, ma Nemesis non è così complicato, Francesco. Grazie, cane pazzo Tannen. Fra l'altro ho fatto citazione proprio ora di Ritorno al futuro. 41 mesi con noi. Wow, wow. Sono anni qui. Siamo anni. Si va per i 4 anni. Oltre ai giochi dovresti vendere il tempo per giocarli. Se potessi vendere il tempo me lo terrei tutto per me. Ve lo dico sinceramente, egoisticamente. Le espansioni di Hit. Addirittura si rifiutano di giocarlo. Ma perché? Mi sono collegato a poco e già stato fatto annuncio? No, Taverna, ancora no. Io Pulsar 2849 comprato 1000 anni fa e non l'ho ancora intavolato e ancora ci ho fatto male, Nick, male. Gran bel gioco Pulsar, gran bel gioco. Ma com'è intrighe a corte? Mi ispira ma non sono convinto. Ragazzi, per favore, rispondete voi a Sasha perché oggi avete deciso di farmi alzare la pressione. C'ho anche le visite mediche. Prossima settimana ci vado con la pressione a 280 e mi ricoverano. No, ma che roba è? Ma che state dicendo? Oddio, ottimizzato. Mi è arrivato Trickerion ed è bello fuori misura. Bello Trickerion, però bello. Sul mio scaffale ho Frostpunk per Kickstarter, frisbettone. Te vai proprio fuori scala. Posso avere un tuo parere su un gioco appena uscito? Vai, Bax, spara. Ah, Sasha. Bellissimo l'Air Conan, lo so. Non lo riesco mai a giocare. Non lo riesco mai a giocare. Quello è la guerra dell'anello, non riesco mai a giocare. Ma la lista dei giochi della collezione privata Mario si potrà conoscere prima o poi? Ma sì, si fa la live, si fa la live. Sì, mi devo organizzare a casa, ma con i bimbi è un casino. Thomas, un altro gioco che ancora non abbiamo giocato è Empire Sand. Me l'avete regalato con un ordine, mi piacerebbe provarlo, ma ancora giocalo perché è molto molto carino Empire Sand, dai. Intrighi gioco della Madonna, non vedo l'ora che sia a settembre per espansione, arriva. L'abbiamo mandata in produzione. Questa domanda su non si fa no. Cosi Stickerville, Legacy per 2 giocate soltanto ad un prezzo me. Non l'ho giocato, l'ha preso Solienda
per giocarlo insieme al bimbo grande, ti farò sapere. Cerco di esprimermi i pareri solo su cose che ho giocato. Visti i periodi che corrono sugli influencer che lasciano recensioni con dubbie ore di gioco alle spalle, preferisco darvi come sempre opinioni, le opinioni soggettive, quindi non le chiamerò oneste, visto che l'onestà è difficile da quantificare, ma soggettive approfondite. Intrighi si deve avere punto e basta, va giocato anche con la nonna, sono d'accordo Silvia. Perdonami, alla DDCon acquisterò tutto anche in duplice copia, perdonami. Questo ora vediamo, perché ora il nostro ispettorato di ammissione alla DDCon inizierà a controllare le chat per darti la carta verde d'ingresso, quindi vediamo. Vabbè, ma Nick, la questione della rigiocabilità, allora, prendo la tua frecciatina giusta per fare un altro, per spiegare meglio questa cosa, perché in una live triggerai tantissimo, non mi ricordo se ero da solo o ero in un'intervista sul tema della rigiocabilità, perché c'è stato un periodo, ora mi pare meno, dove era diventato un elemento della recensione, cioè un gioco quanto è rigiocabile. E io dissi, ma scusate, ma che cazzo di senso ha la rigiocabilità come parametro di valutazione della qualità di un prodotto? O di un gioco, chiamatelo come vi pare. La rigiocabilità è di per sé una caratteristica tecnica. Un gioco può essere rigiocabile, non rigiocabile, rigiocabile così e così, ma non aggiunge valore o disvalore alla natura stessa del gioco. Perché? Perché ci sono tantissime esperienze che esperisci una volta sola, non le rivivi, e sono comunque incredibili, e ci sono delle cose che puoi rivivere frequentemente e vanno bene perché ti danno soddisfazione frequentemente. Cioè la rigiocabilità non può essere un parametro qualitativo, è una caratteristica. È come dire, se non è rigiocabile è brutto. Perché? Cioè un'esperienza che vivi solo una volta ma è incredibile è brutta? Il 95% delle esperienze incredibili le vivi una volta sola e di solito anche se riesci a riviverle non hanno l'effetto che hanno avuto la prima volta. Quindi la rigiocabilità è una caratteristica che puoi enunciare. Intrighi a corte è rigiocabilissimo, però non direi che è più o meno buono di un altro gioco di fascia simile o di target simile non rigiocabile. Semmai può essere una considerazione sull'investimento, che mi sembra purtroppo il tema su cui tanti vertono. Cioè, vale i soldi che ho speso? Cioè, spendo 20 euro e ci gioco 100 volte, è meglio di 20 euro e ci gioco 5 volte. Per me lascia un po' il tempo che trova, a meno che non ci sia una proporzione oggettivamente, stratosfericamente dissociata. Cioè vi vendessi Intrighi a corte per 100 euro oppure Pandemic Legacy per 250 euro, probabilmente avreste ragione. Su tutto il resto la rigiocabilità è un parametro come un altro, come il player count, come la durata, cioè va contestualizzata al gioco, all'esperienza che ti offre e non può essere un bene o un male in assoluto. Non c'è bisogno che stia a casa, segnati tutti i giochi su BG Stats o BGG e scrolla la lista là. Ma vuoi mettere che ve li sfido dallo scaffale e ve li racconto? E li maneggiamo insieme così li rimettiamo a posto? Ispettorato che ricordiamo essere Silvia, ovviamente. Silvia è il capo supremo dell'ispettorato di Diccon. Mario, tra le occasioni di primavera c'è Marvel Zombie X-Men Resistance. Ne vale la pena per iniziare quel mondo delle miniature e gli Zombicide? Non l'ho provato Marvel Zombies. Zombicide come serie mi sento di consigliarvela. Se volete un gioco un po' cacciarone, un po' cazzaro, tante sdadate, tanto fan fine a se stesso. La mia Marvel Zombies X-Men non sono sicurissimo sia della serie Zombicide, non so perché non sono un appassionato totale. La mia io ho tutto Black Plug, però Black Plug mi è piaciuto moltissimo, vuoi per il tema, vuoi per l'ambientazione, vuoi perché tante cosettine sono state aggiustate. Tutti gli altri non li ho provati, quindi non ti so dire. Silvia, invece che per preso sulla fisica sezione Mario, giocato, veramente bello e non mi piace il tema spaziale, ma ci abbiamo messo ore e ore, evidentemente siamo dei gran pensatori. Allora, Kepler ti fa quell'effetto lì, la prima e seconda partita, la terza vai come un razzo. Razzo. E se hai modo riprovalo. Grazie però di avermi accurato fiducia e grazie di avermi confermato che ti poteva piacere.
Nick, comunque a costo di sembrare ripetitivo, io amo questa nuova veste GOG. Ricorda ancora quegli anni in cui Mario diceva: guarda Nick, che Glamour 2 è stato un errore, non ne vedrai altri così. E invece guardatevi ora, si vola con i rotoloni GOG degli ultimi tempi. Vabbè, non ho proprio detto che è stato un errore. Ho detto Glamour 2 non è il tipo di gioco che normalmente localizziamo. Poi io dico sempre una cosa, ragazzi, tutto quello che dico in una live, dico in un evento, vale fino a quel momento lì. Il mercato cambia, l'azienda cambia, le esigenze cambiano, i mercati cambiano. Un imprenditore che la pensa sempre nello stesso modo per 15 anni non è un imprenditore, è matto dalle gare. Cioè, l'imprenditore per definizione deve seguire le correnti, tant'è che quando facciamo le valutazioni attitudinali, una delle caratteristiche che emerge della mentalità imprenditoriale che si può riscontrare in alcuni dipendenti è un livello non altissimo del parametro di coerenza. La coerenza non è solo intesa in senso positivo, è anche la rigidità di pensiero o il modo con cui facciamo nostri determinati pensieri in modo costante nel tempo. Se è troppo bassa cambiamo idea troppo facilmente, se è troppo alta la cambiamo idea poco facilmente. La mentalità imprenditoriale dovrebbe essere medio, più verso il basso che verso l'alto, perché devi essere sempre pronto a cogliere nuovi spunti. Quindi io sono felicissimo di autocontraddirmi purché le cose vadano avanti bene. Ma ovviamente Nick ti ringrazio, cuorone a te per il complimento, perché lo vivo come un gran complimento. La rigiocabilità è una cazzata, sono d'accordo, capitano, l'ho detta io e sono ancora d'accordo, su questa resto coerente. Non è che non è una cazzata di per sé, valutarla come elemento positivo di un gioco è una cazzata. Ci sono giochi infinitamente rigiocabili che sono delle cagate paurose, dei giochi che li rigiochi una o due volte nella tua vita e sono esperienze indimenticabili. Heredity probabilmente non lo rigiochi tanto, però Heredity è un'esperienza che quando l'hai vissuta tutta hai fatto una grande esperienza. Sui gruppi cosa ti dicono? Ma poi non lo puoi rigiocare, ma tanto una volta visto un finale chi se ne frega. Capito? Cioè, Case e la follia lo puoi rigiocare molte più volte, ma l'effetto wow della prima missione, della prima volta che ci giochi, non ce l'hai più. Quindi hai tirato i dadi meglio la volta dopo? Dai. Nick the Italian Greek, io ero totalmente in disaccordo su questo punto con te, lo sai. Poi ho giocato a Pandemic Legacy, la giocabilità per me ora è come la corazzata Potionchi. Se guardi la rigiocabilità ti perdi Heredity e Mortum. Grazie Silvia, non avevo ancora letto il commento, e fai una cazzata pazzesca, rimaledetta GOG. Mortum per esempio è un gioco che è stato completamente ucciso dalla critica e dall'indifferenza per la sua totale assenza di giocabilità. Però vivi una storia della Madonna, una storia di Cristo. Perché te ne vuoi privare? Grazie Vale per l'abbonamento. Heredity giocato ieri sera il terzo episodio, grazie Fra. Un imprenditore che non cambia idea per 15 anni è un sasso, è l'unica motivazione valida, il famoso sass imprenditore, sass entrepreneur. Un imprenditore che non cambia in 15 anni perde il titolo imprenditore, diventa un sasso. Vabbè, dai Nick, ora anche meno. Restiamo umili. Molto bello, in 3 è piaciuto a tutti, di Kepler. Colpa di Clair Obscur, servono GDT con New Game Plus. Cavolo, Clair Obscur è un gioco a una bassissima rigiocabilità, parlando di videogiochi. Oggettivamente non lo giochi per le meccaniche, cioè se lo giochi per le meccaniche hai giocato poco nella vita probabilmente. Lo giochi per seguire una storia incredibile con meccaniche interessanti. Una volta che la storia la sai, che cazzo lo rigiochi Clair Obscur? Per fare la speedrun? Silvia, faccio fatica. Faccio fatica perché Mortum purtroppo è andato male. È stato probabilmente uno dei progetti che mi ha ucciso di più. Mi ha fatto veramente male. Anche a Krills non è piaciuto Mortum. Mi dispiace, può succedere. Arriva l'annuncio, arriva. Nick, non lo so come l'ho perso. Fatti spiegare a Silvia che cos'è. Allora, manca poco tempo alla fine. Oggi abbiamo ribaltato un po' il programma di Rebecca. Ma doveva andare così. Vi volevo parlare anche di altre cose, ma abbiamo fatto questa chiacchierata soft cosy e va bene così. Per fare video su YouTube con nuovi record di danno, one-shotate i boss. Sai che bello. Sai che bello. Allora, non so se ve ne siete accorti, ma sono arrivati i BG Magnet
Magnets, non so come cazzo si pronuncia Magnet, ma si poteva anche chiamare BG Magneti, Dio santo, marketing. Vabbè, questa roba qui sono bellissimi, li ha disegnati Martina, sono veramente degli oggettini belli. Io volevo fare l'unboxing, ma non ci sono. Cioè, non si fa così. Rebecca. Ma perché? Grazie, Nick. È vuota. Sono tutte vuote. Non ne posso sboxare neanche una. Io faccio le cose per voi e a me non mi fanno sboxare niente. No, a voi arrivano piani, Nick. Li ha già messi su Vinted, può essere. Sono molto deluso. In ogni caso, fortunatamente per me, ho già la collezione completa. Va che belli! Con il pratico espositore metallico su cui poterli appendere, se non li volete appendere sul vostro frigo o quello che è microonde. Sono bellissimi, ovviamente, sono con rarità differenti. Gli azzurrini o quel che è di colore, che io sono mezzo daltonico, sono quelli più comuni, i rosa quelli più rari e i gialli gli epici. Sono veramente stupendi. Vi faccio vedere uno degli epici. La fortuna, secondo me, ci vede benissimo. Oppure prendiamo un raro. Tranquilli, non sporco, tanto ci sono le bustine. Poi, mannaggia la miseria, per mescolare un mazzo ci vuole lo scalpello, con tutto l'unto e il grasso. E poi questo me lo reputo vagamente intestato, diciamo così. Certo che puoi fidarti di me, soprattutto nei giochi di bluff, fidatevi di me. Molto bene, sono veramente fighi, ma io sono qui per presentarvi il nostro prossimo gioco su cui stiamo lavorando. Vi annuncio l'arrivo di un prodotto veramente strano. Sedetevi, state calmi, state calmi. Allora, poi arriveranno anche gli annunci dei gioconi, meccaniconi, bla bla bla. Però noi vogliamo avere anche un po' di linea, un po' party, un po' casual. Questo gioco però unisce tutto ciò che è il mondo dei party game a una dimensione tattica un pochino più interessante, perché vi spinge a ragionare in tempo reale mentre giocate su come portare adeguate informazioni al party senza svelare correttamente e nel tempo più, cioè al momento giusto, l'indizio rivelatore. Sul gioco vi faremo un gameplay esteso perché non si riesce a capire quanto cavolo sia divertente fino a quando non lo giocate. E qui purtroppo ho la versione francese, quindi non possiamo giocarlo insieme. Stationfall l'abbiamo già fatto. Ma avrà un titolo in italiano atomico. Intanto risponde a Keshuan che ha messo in evidenza il messaggio. Ciao Mario, ho un amico che ha creato alcuni giochi, pensavo di dargli un tuo contatto per proporteli. Che contatto gli posso indicare? Allora, mi scrivi in privato su Telegram, che è meglio non scriverle direttamente su Twitch, queste cose, che ti do il contatto, la casella generale per lo sviluppo. Non li faccio le valutazioni io direttamente. Il gioco ha un titolo francese che io non riuscirò a pronunciare correttamente e si chiama Modi. Ma in italiano si chiamerà Oh no, un gatto nero. Ci siamo dati i titoli idioti. Allora, questa scatola di per sé è già un gioiello, signori. Voi non potete vedere forse benissimo come la vedo io, ma tutta l'UV spot in golden foil. È una scatola magnetica che si apre a cofanetto
ed è una scatola estremamente importante perché si utilizza per giocare. All'interno troverete una una quick reference di alcune cose che dovete utilizzare e che sostanzialmente vi aiuterà, ovviamente oltre al regolamento, a giocare il gioco, perché nel gioco voi sarete tipo amici delle streghe e dovrete utilizzare la scatola come raccoglitore, come contenitore del vostro segreto. Il vostro segreto è un insieme di carte, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi di carte, tantissimi. Si gira una carta e la carta propone una serie di parole. A ogni parola corrisponde un'icona che ha a che fare col mondo, diciamo, del misticismo. E sul lato dall'altra parte avete due icone con un numerino e a volte una freccettina. Il gioco si chiamerà Oh no, un gatto nero! E non sto scherzando. Adesso ve lo linkano in chat. A turno, il giocatore di turno deve guardare le due parole proposte, sceglierne una e iniziare a fornire gli indizi al tavolo. Solo uno o più giocatori potranno indovinare e solo se almeno un giocatore indovina, chi deve fare indovinare la parola guadagnerà punti. Ma guadagnerai più punti se riuscirà a farla indovinare nel numerino indicato sotto l'icona. Quindi, ad esempio, qui la parola è botte, la devo fare indovinare in 3. Quindi, dov'è la difficoltà? Che io vi devo dare un indizio non troppo chiaro, ma che non vi allontani troppo dal vero. Poi vi devo dare un secondo indizio un po' più chiaro, ma che non ve la faccia indovinare, ma non vi allontani troppo dal vero. E infine il terzo indizio in cui riconnettere i puntini e arrivare alla risposta giusta. Perché? Se indovinate prima, prendete comunque punti. Ma se indovinate nel tempo in cui io ho previsto che dobbiate indovinare, che è quello che mi suggerisce il gioco, io prendo più punti. E si procede così fino a quando la scatoletta non è girata per tutto il tavolo. Il player count, se non ricordo male, è abbastanza importante, però non me lo ricordo, scusate. Perché non lo scrivono sulla scatola? Non lo so. Sembrava tipo 3-12, però non vorrei dire una cavolata. No, da 3 a 6, scusate. 3 a 6, però in realtà lo potete giocare in qualunque numero, Non c'è davvero un livello. E le parole sono bastardissime. Bastardissime. Oh no, un gatto nero. Il gatto delle streghe. Il gatto che portava sfortuna. Modi Modi è un gioco di parole francese che non era traducibile in italiano. Se è Mario che fa indovinare siamo tutti spacciati. Il problema è che se non indovinate sono spacciato anch'io. E quindi è complicata, diciamo, la questione. Ora io di francese non so assolutamente nulla, ma vediamo. La cosa interessante è che ci sono anche delle carte maledizione che daranno un punto negativo alla fine e la carta gatto nero che darà 4 punti negativi se i giocatori ritengono che un giocatore non abbia agito correttamente. Quindi questa è una maledizione che viene data dal team, dal party a maggioranza contro il giocatore che deteneva il cofanetto se ha fatto in modo di agevolare esclusivamente il giocatore o di fare scorrettezze al tavolo, diciamo così. Quindi anche questo sistema di arbitraggio e giudizio da parte del party. È veramente particolare perché vi assicuro che fare un gioco di parole dove dovete pensare in tempo reale, ma dovete farlo indovinare esattamente in una successione di indizi, non è così scontato. È molto più facile scriverle, appuntarle, farla indovinare in un'unica soluzione, oppure utilizzare delle immagini come con Dixit, mentre farle indovinare in quel numero esatto di prove è complicatissimo. Complicatissimo. Io girei male sopra il gatto nero per me. C'è chi l'ha fatto in squadra, c'è chi l'ha fatto. Oh no, un gatto nero!
Quindi vi riposteranno il link a breve. O no, un gatto nero realizzato in collaborazione con Cocktail Games, è uno dei primi giochi che faremo con Cocktail Games. È un party game davvero forte, preziosissimo l'oggetto, veramente curato, divertentissimo, vi farete delle risate atomiche. Appena arriva in italiano lo proviamo insieme, così vi faccio fare 2 risate sulla mia totale incapacità di utilizzare successioni logiche popolari, diciamo così. E fra l'altro, come sempre, troverete l'offerta a tempo per 7 giorni per pagarlo solo 16 euro. Poi verrà al pubblico 20 euro. La scatoletta è piuttosto grande, se volete saperlo, è bella pesantina. E dentro, se vi preoccupate della rigiocabilità, perché tanto non mi date retta, andate tranquilli perché vi faccio vedere. Queste sono le carte maledizione, che tra l'altro sono divertentissime, ve le faccio vedere. Questa è la doppiona, e queste sono quelle duplicate. Ah, c'è questa che non vi ho fatto vedere. E le carte sono tutte queste e ogni carta ha al suo interno 8 parole. Quindi tenete conto che la quantità di combinazioni è mostruosa, e non solo, dove è data la grande variabilità del gioco. Che oggi la parola bonnet, che non so cosa voglia dire, forse cappello, ti capita di doverla fare magari far rispondere in 2 indizi, una volta in 3 indizi, una volta in 3 indizi quel costo di una maledizione, e così via. Ma i giocatori non possono mai sapere in quanti indizi, lo sapranno solo dopo la rivelazione del box. Quindi è particolarissimo. Vi assicuro che abbiamo provato quasi 50 party game post Essen e questo è stato uno dei migliori in assoluto. Oh no, un gatto nero! Un gioco pieno di maledizioni e imprecazioni, specialmente se lo giocate con me. Infine, visto che siamo in conclusione, perché poi oggi ho un sacco di impegni e devo essere puntualissimo, vi ricordo che abbiamo le occasioni di primavera che termineranno lunedì prossimo, ma come sempre le nostre offerte a tempo sono su copie limitate. A volte ci scrivete: Mario, ma com'è possibile che c'è ancora una copia di Zanzrankakak ma non è più al 30%? Perché il buon Emanuele non le mette necessariamente tutte, magari mette il 90% delle scorte o il 95% delle scorte. Quando arriviamo sotto scorta lo sconto viene rimosso. Quindi se c'è un titolo che avete adocchiato, potete decidere di fare 2 cose: lo comprate subito, o si attiva la modalità push your luck, aspetta fino a lunedì e vedi se rimane, e se non rimane te l'avevo detto, o meglio, io ve lo dico, e poi te l'avevo detto. Mentre per i BG Magnets, quelli che Rebecca senza cuore mi ha dato vuoti, se li volete collezionare ricordatevi che sono riservati ai VIP e vengono attribuiti ogni 50 euro. Abbiamo seguito le vostre indicazioni sui precedenti BG sticker, quindi se spendete 100 euro nell'ordine ne troverete 2 copie, se spendete 153, se spendete 200, 4. Quindi non vi preoccupate perché vi arrivano le quantità giuste, ma anche con i preordini, assolutamente sì. Detto questo, signore e signori, la live è ufficialmente finita. Io sono in affanno tremendo perché ho 1 miliardo di cose da fare. Nella scaletta di Rebecca mi sono scordato soltanto una cosa, che vi devo fare teasing, che mi fa ridere io che vi faccio teasing, perché non me lo scrivono mai fai teasing, mi dicono sempre non spoilerare, non dire, non fare, sto qui e vi guardo. Le prossime live le faccio così, faccio lo sciopero di Mario. Il teasing che vi faccio è che sta arrivando lo show più atteso dell'anno, che non è il Twitch Pitch che è lo show più atteso dell'anno, ma è l'altro show più atteso dell'anno, ovvero il Furgone d'Oro. Quest'anno rivoluzionato nelle categorie di premi, sarà una serata incredibile con tanti ospiti, il nostro giullarone di corte terrà una live indimenticabile, hanno contribuito alla realizzazione del premio un sacco di content creator italiani, sarà un tardo pomeriggio, serata incredibile, presto vi arriveranno
tante informazioni su come partecipare e come dire la vostra, perché dovrete dire la vostra. Sarò in smoking? No, perché mi sta di merda, ma cercherò di sfoderare il massimo della mia eleganza nerd. Ci sarà Teo? Chissà chi ci sarà, Silvia, lo dovrete scoprire, lo scoprirete solo vivendo. Non perdetevi il Furgone d'Oro. Per chi non sapesse che cos'è il Furgone d'Oro, è il premio italiano istituito da dungeondice.it che premia i giochi più venduti nel 2025 sulla base ovviamente dei nostri dati di vendita, quindi dati di dungeondice.it, playbazar.it e dei Dungeon Store. Si tratta dell'unico premio ad oggi, poi magari verranno altri, in Italia esclusivamente basato su dati oggettivi di vendita a cui possono partecipare tutti i publisher che hanno una distribuzione attiva con noi, quindi che hanno delle condizioni negoziate con noi per permetterci di vendere i loro giochi non soltanto a voi giocatori, ma anche a tutta la rete di vendita. È probabilmente una serata interessantissima, al di là di chi vince e di chi perde. Si parlerà tanto di gioco, si parlerà di industry, si scopriranno tanti dietro le quinte, un po' di gossip. È davvero una bellissima iniziativa. Il team di marketing e comunicazione ci sta lavorando da tanto tempo, quindi vedrete che verrà fuori una figata atomica. Io non vedo l'ora che vi facciano l'annuncio ufficiale, anche perché mi sono prestato a un sacco di videomontaggi per farlo, e quindi vedrete la presentazione quando arriva. Ora è arrivato il momento. Lo dico io o lo dite voi? Abbiamo scollinato, gente, abbiamo scollinato. È mercoledì 11 marzo alle ore 14.03, la settimana volge al desio e io vi auguro ovviamente un buon proseguo, una buona giornata lavorativa, studiativa, tutto quello che state facendo. Nel weekend giocate tantissimo, Vale gioca a Arnak, non te ne scordare. Io vi do un grosso abbraccio e un grosso saluto. A presto!